Un signore era sposato da una vita, il matrimonio resistette finché un giorno non passai con la mia Mazda RX-7 lungo il viale in cui abitava, nel momento in cui sua moglie i panni stesi ritirava. La guardai mimetizzando il mio interesse, per stupirla io inchiodai, però c'avevo la ABS, quindi lei non se ne accorse. La distanza tra di noi però percorse, dal mio lindo finestrino ella si sporse. E dissi: senti come romba il mio motore, fa impressione, funziona col rotore perché sai il mio pistone lo usa in altri tipi di faccende. Vuoi vedere come si accende? Mi hai stregato col sorriso che risplende. Dove mi porti? A testare le sospensioni in un esame che si basa sulle torbide passioni. Tuo marito c'ha il 2000 GT, gli faccio un culo così, andiamo a fare le contorsioni. Il motore che funziona col rotore ha ispirato gli aeroplani, l'ho sentito in certi detti popolani, ma è su te che voglio mettere le mani, caro amore, supportato dal potere del rotore, che di per sé stesso fa molta più fazione. Con mia soddisfazione capisci l'avanguardia, gli avversari col pistone e la bombola di nos che han pagato con il post, saltano in aria urlando SOS. Mayday, Mayday, la mia Mazda è un gioiellino che nemmeno Galilei avrebbe progettato. Il reggiseno che tu indossi e l'airbag che voglio in tutti i miei percorsi, lo guardo e lo condivido appieno. Dillo a tuo marito, il suo automezzo è una vettura da fallito, sarebbe da tirargli la verdura. Il pistone ormai è old e se lo guardo mi diverto come fossi a Disney World, con il rotore arrivo primo io al traguardo.